Buonasera. Buonasera. Sentite, volevo chiedere... Sì, io li sento, come non sento, non sono sordo. Ma ti sento malissimo, dimmi tutto. Volevo sapere una cosa, per trasì dentro da voi che si deve pagare? Non ho capito? Per entrare da voi, dove state voi, che deve pagare? Sì, ma per entrare è un club privato, quindi dovete fare una iscrizione. E mi voglio iscrivere, posso venire? Quando si paga, dico? E l'ingresso si paga 10 euro e l'iscrizione viene 5 euro. Ah, così poco, mamma mia, ma pensavo quanto era. E possiamo venire Devo allora? lavorare, la ringrazio, buonasera. Ne scurnacciata. Buonasera, scusate, io sono quello che ho chiamato prima, però Ho capito che sei tu che hai sì, chiamato prima, mi hai chiamato pure 2 settimane fa, 5 settimane fa, ma stai sempre a fare la minchia e ma dai, scurnacciata, tu mi stai a sentire a me. Non ho tempo per Tu mi perderti, devi devo stare a lavorare. sentere perché Io devo lavorare, devo lavorare. i tengo i soldi, ma accatto tutto il magazzino tu, hai capito? Cornuto. Pronto? Senti, ti tengo i soldi, io non voglio venire per senza niente là. Ma non è per una questione di soldi. No, no, senti, scurnacciata, tu mi fai parlare a me, io tengo i soldi, Veloci, tu mi hai chiesto informazioni e te le ho date. allora Io scendo devo dopo, lavorare, ciao. io tengo i soldi, mi senti? Buonasera, sentite, io già lo so che voi non mi dite che voi state lavorando, ma io volessi far lavorare più assai. Mi sentite? Ma che sta dicendo? Non ho capito. Ha detto voi, mo mi dite che state lavorando e che non volete perdere tempo. Allora Ma io non ho volevo... capito, non ne sto capendo niente. io- Magari parli in italiano, magari li capisco. Io non sono napoletano, quindi parli in italiano, per favore. Scusate, voi di dove siete? Io a lì non interessa dove sono io. Comunque non sono italiano e parlo italiano, ma lei Sì. deve parlare italiano, non napoletano, Ma se vuole io farsi capire. sento bello, io questo so parlare. Certo non posso cambiare la lingua, sì. Io volevo un piacere da voi. Io sono una persona anziana e mi metto scuola nei vuol Sì, ma è una dire. persona anziana che sta dando molto fastidio, perché se lei mi chiama 5-6 volte in una serata, vuol dire che veramente sta dando fastidio. No, ma non ti Perché chiamo non è più. rispettuoso, Io mi ha mandato a fanculo tante delle volte, mi ha detto sento anche di prendere il cazzo, mi ha detto tante scornaccia, delle tu mi cose, sei tu quindi io sei non un devo essere piacere rispettuoso e con sei un una grande persona che non è margaiolo. rispettuosa. Tu Quindi sei un arrivederci, margaiolo, la buonasera. bocca ci da morta. Sto scornacciata. Sentite, buonasera, buonasera, Dimmi. buonasera, mi sentite? Pronto? Pronto? Mi sentite? Eh? Mi sentite, mo cattiva è morta? Vabbè, Pronto? usciamo da... Chiamatemi quell'uomo di merda che ha parlato prima. Eh? Chiamatemi quell'uomo di merda che ha chiamato prima. Fallo con me, veloce veloce che abbiamo da fare, dobbiamo lavorare, forza. E velocità già mettere in culo, già fa pure piano piano, già fanno cose... Cucinare su spaccine telefonine. La festa mamma, una cosa con la composata mi fa, piano piano. Volevo una cortesia a voi. Non ti sento lontano. Che la puttana chiama, vuoi sentire bene o no? Eh? Pronto, mi sento? Io non ti sento però. E mettere più in talicchio. Ma ci scappata uguale però. E a senti, io volessi parlare, mi sentito? Stanno chiamando a cuore, tutti fanno caccata, cornuta, cornuta per corona, merdaiuola, la ternoria, cessa, cantievallera, colorutta, bocchina. Anzi, pure la tromba ti mettono la rete e sono pure. Adesso sono pelle di musicante. Piecola. Ti piace? Tu stanno sbattendo la rete l'uovo. Cornutone.